Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò delle principali differenze tra le tre strategie di ablazione utilizzate per la fibrillazione atriale, che sono la radiofrequenza, la crioablazione e l'elettroporazione. Trovate altri video informativi, tra cui i video dettagliati di ciascuna delle strategie ablative che ho appena citato, sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Delle tre energie utilizzate, due sono energie termiche. La radiofrequenza utilizza il calore, la temperatura elevata. La crioablazione utilizza la temperatura bassa, il congelamento. E infine c'è un'energia non termica, che è quella dovuta ai campi elettrici pulsati, che viene utilizzata dall'elettroporazione. Dai risultati degli studi scientifici finora a disposizione si evince che l'efficacia delle tre metodiche è sovrapponibile. Vi sono però alcune piccole differenze che vediamo adesso. Prima di tutto, il tempo procedurale sembra essere un po' più basso per l'elettroporazione rispetto alla crioablazione e ancora più basso sia per l'elettroporazione che la crioablazione rispetto alla radiofrequenza, che in media richiede più tempo. Il vantaggio però della radiofrequenza rispetto alle altre due metodiche è la possibilità di andare ad eseguire delle ablazioni puntuali e precise in determinati punti, piuttosto che applicare l'energia in un'area più vasta, come invece avviene sia per l'elettroporazione che per la crioablazione. Ovviamente questo a discapito del tempo procedurale più lungo. Il target principale dell'ablazione e della fibrillazione atriale è l'isolamento elettrico delle vene polmonari, e questo isolamento può essere ottenuto con tutte e tre le metodiche esposte. La radiofrequenza ci permette inoltre di poter andare a ricercare ed eventualmente ablare anche ulteriori target al di fuori delle vene polmonari che possono essere responsabili della fibrillazione atriale. Questa ricerca ed ablazione è indicata soltanto in particolari situazioni. Inoltre c'è da dire che anche l'elettroporazione e la crioablazione sono in corso di studio per poter eseguire erogazioni anche al di fuori delle vene polmonari. Riguardo le complicanze procedurali, c'è da dire che per fortuna queste sono molto rare per tutte e tre le metodiche. Tuttavia, dai dati iniziali che abbiamo a disposizione, sembra che l'elettroporazione, essendo altamente selettiva per i cardiomiociti, per le cellule cardiache che dobbiamo andare a danneggiare, sia più sicura, in particolare sul nervo frenico e sull'esofago, rispetto alle altre due procedure. Ovviamente sarà lo specialista esperto in queste procedure a valutare caso per caso quale sarà la metodica più idonea per la persona che ha davanti. Ricapitolando, delle tre energie attualmente disponibili per eseguire l'ablazione della fibrillazione atriale, che sono la radiofrequenza, la crioablazione e l'elettroporazione, l'efficacia della procedura sembra essere la stessa per tutte e tre le metodiche. La principale differenza riguarda i tempi procedurali, che sono più brevi per l'elettroporazione rispetto alla crioablazione e la radiofrequenza, anche se c'è poca differenza con la crioablazione e un po' di più tra queste due metodiche e la radiofrequenza, e l'altra è la sicurezza, in quanto l'elettroporazione, dai dati al momento disponibili, sembra essere più sicura rispetto alla crioablazione e alla radiofrequenza, in quanto è un'energia più selettiva nei confronti delle cellule target. La radiofrequenza è la metodica che impiega più tempo, ma ci permette di applicare delle erogazioni con più precisione rispetto alle altre due metodiche.
Infine, c'è da dire che l'elettroporazione è la metodica più innovativa al momento e i dati a disposizione sono ancora giovani, anche se su un buon numero di pazienti, ma necessitano comunque di più tempo e più studi per poter essere confermati rispetto alle altre due procedure che ormai vengono eseguite da decenni. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Vi invito inoltre a seguirmi sulle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove troverete altri video informativi e divulgativi come questo. Grazie e buona salute a tutti!